1 miliardo e 180 milioni di euro fra finanziamenti comunitari e cofinanziamenti nazionali e regionali per l'agricoltura veneta. È il primo dei tanti contenuti delle nuove linee guida per l'anno 2014 nel mondo dell'agricoltura. Una dotazione di partenza non da poco, ma che avrebbe potuto essere più consistente se non fosse che in Italia le regioni più virtuose pagano il prezzo più alto. Basti pensare che il Veneto, fra le regioni più efficienti in termini di spesa, con 1,2 miliardi totali, dei quali quota di competenza della regione 202 mila euro, è molto vicina alla Puglia, che presenta 1,6 miliardi totali, di cui 194 mila di competenza regionale. Ma nella classifica la spesa media di dicembre degli ultimi 3 anni è stata del 64% per la Puglia, contro il solo 9% del Veneto. Investiremo ancora sui giovani in maniera molto avanzata, già dal 2014. La negatività sta nel fatto che il pagamento storico, cioè la distribuzione delle risorse a livello nazionale, è dato molto alle quelle regioni che poi non spenderanno le risorse. Sicuramente, d'altra parte che le premesse erano quelle di essere fortemente penalizzati in quanto eravamo una delle principali regioni che usufruivano del PSR precedenti, e la logica data su questo, non più sulle basi della capacità produttiva ma su quella territoriale, quindi di fatto ha penalizzato la regione Veneto. Nuovo PSR, dunque priorità sviluppo rurale, che nel periodo 2014-2020 cercherà una maggiore territorializzazione, cooperazione e concentrazione in linea anche con la strategia europea. La regione Veneto nei prossimi 7 anni metterà a disposizione 200 milioni di euro per riceverne 1 miliardo e 2. La regione come la Sicilia mette a disposizione 260 milioni di euro e prenderà 2 miliardi e 200 milioni di euro, e spesso queste risorse non vengono spese.